dog per piacere. Allora ragazzi, niente, per quanto riguarda il canale ricette da sballo, questo è solo un video così, ci schiattiamo un bello doghino, però io no, questo qua lo facciamo praticamente ad Eneo. Allora io mi faccio una piccola chèvre chaud, sarebbe del formaggio di pecora con il pan grattato e quindi viene dorato un po' nella pentolina senza grassi. Ho voluto semplicemente fare questo video per salutarvi a tutti. Ciao a tutti dalla nuova cucina, come vedete un casino per il momento. E dalla nuova cucina no, perché è una cucina che ha oltre 50 anni, quindi non è nuova. Però quindi dalla nuova casa, vedete si è rotta anche la finestra questa mattina. E niente, quindi vi saluto a tutti voi ragazzi di ricette da sballo, sia quelli che commentano male che quelli che i miei amici, diciamo i miei iscritti. Un salutone a tutti quanti, purtroppo non sto facendo più ricette, ho abbandonato un po' il canale e niente, però comunque io sono sempre con voi, sempre, vi penso sempre. E niente, un calcio in culo a tutti quelli là che commentano sempre male, che hanno sempre da dire su tutto, bla bla bla. E un grande bacione, abbraccio forte a tutti i miei fans del canale. Quindi vi lascio con questa piccola insalatina perché facciamo delle cose estive, perché visto e considerato che diciamo facciamo delle cose un po' estive, no? Quindi è buonissimo questo chèvre chaud, se vi trovaste a Parigi mangiatelo perché è veramente molto buono. Allora, quindi mettiamo questo chèvre chaud sulla insalatina fresca, che poi andremo a mettere anche un po' di vinaigre balsamico, quindi aceto balsamico, e un po' di sale, un po' di pepe e nous avons fait tout. Bisous a tout le monde. Bisous. Ciao a tutti ragazzi, poi ci saranno delle bellissime ricette, anzi domani faremo una vera e propria ricetta che sarebbe la tarte au mirabelle, che sono queste qua, sono delle piccole prugne gialle, però comunque adesso non ne parliamo, facciamo quindi domani e vi faccio vedere un po' com'è la preparazione di questa tarte mirabelle, che vi assicuro che non è semplice. Ciao a tutti.